C'è stato un evento triste qui a Trieste con questo ragazzo che è morto nell'ambito del lavoro, e quindi il messaggio per Natale è che la persona che lavora va sempre rispettata e vanno salvaguardate anche la sicurezza nel lavoro, e quindi il pensiero del Vescovo per il Natale alle tante persone, ai tanti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che hanno bisogno di ritrovare una stagione di serenità proprio riacquistando il diritto al lavoro. Penso che questo momento, anche economicamente più difficile, mi auguro e auguro a tutti che ci riporti anche alla dimensione spirituale della nostra anima, ritrovando risorse di speranza dentro l'anima, e dopo tenere gli occhi aperti coi vicini. Vicino a noi ci sarà qualcuno che ha più bisogno, e allora è anche un tempo di allungare le mani, di stringerle nella solidarietà. Attraverso le onde di Telechiara sono contento di fare gli auguri a tutti i credenti e non credenti della diocesi di Concordia Pordenone. È la prima volta che sono qui con voi e che vivo questo momento bello ed importante nel cammino di fede di tutta la comunità cristiana. Accogliere e accoglieremo Gesù che nasce dentro di noi. L'atteggiamento più bello è quello che ha vissuto Maria, la madre di Gesù, che con piena disponibilità ha accolto il Figlio di Dio nella sua vita e poi ce l'ha donato, e poi l'ha donato a noi, a tutta l'umanità, a tutta la Chiesa. Ecco allora, carissimi, il mio augurio più sincero, che possiamo anche noi vivere questo Natale pur tra le tante difficoltà e fatiche che ci sono, economiche, sociali, morali, spirituali, che possiamo però per un momento accogliere il Dio che entra in noi con lo stesso atteggiamento di sua madre Maria, con piena disponibilità a fare anche oggi la sua volontà, ad accoglierlo in noi, nelle nostre famiglie, perché la venuta di Gesù ci porti pace, gioia, serenità, che sono oltretutto i frutti dello Spirito Santo. Auguri a tutti di un Santo Natale.
Sua Eccellenza, un pensiero adesso per il nuovo anno, per questo 2012, anche a fronte un po' di questa chiusura del 2011, forse un po' difficile per tante famiglie. Credo che non sia facile augurare un buon anno 2012, proprio perché stiamo vivendo gravi situazioni anche sul nostro territorio, parecchie famiglie fanno fatica a giungere a fine mese. E allora che cosa dire? Io credo che sia importante sentire che non siamo soli, sentire che c'è un Dio che cammina insieme con noi, un Dio che nel Figlio suo Gesù Cristo ci apre l'orizzonte e ci porta a guardare più in là, sapendo che la speranza non deve mai morire perché Cristo risorto ha vinto tutte le situazioni di difficoltà, di disagio. Ecco allora il mio augurio, carissimi, che sia un buon anno, però un anno dove ci sentiamo uniti tra di noi, dove sentiamo crescere la solidarietà tra di noi, dove sentiamo essere aperti all'accoglienza, perché solo così, sentendoci solidali ed accoglienti, potremo sperare anche in un futuro migliore. Auguri a tutti. Ma l'augurio di Buon Natale che i cristiani rivolgono a se stessi ed estendono anche a tutti gli uomini di buona volontà è di vedere nella nascita del bambino di Betlemme intanto un segno di vita, un segno di gioia, un segno di benevolenza che il cielo ha verso la terra. Ogni bambino che nasce è un dono. Cristo è il dono più grande che l'uomo potesse ricevere perché è Dio che si è fatto uomo. Certamente una nascita così è una nascita particolare perché vive in un momento un po' difficile. Gesù è nato in forza di un censimento, in forza quindi di una normativa, diciamo così, da parte dello Stato dell'impero che imponeva a tutti di recarsi là dove erano le origini della famiglia. In questo senso è anche un migrante Gesù, nasce fuori dalla sua casa, nasce in una situazione di precarietà e il richiamo è evidente a tutti quelli che vivono in questa particolare difficoltà. Si rivolge poi ai pastori che sono le persone più, come dire, più disagiate nel tempo in cui vivono, sono i guardiani delle pecore, quelli che sono a radiaccio, quelli che devono custodire il gregge. E i pastori sono proprio i primi a ricevere l'annuncio, ad indicare che ai poveri per primi è dato l'annuncio. Sappiamo in seguito che anche ai potenti verrà rivolto l'annuncio della nascita del Messia, ma si mostreranno molto distratti. La stalla in fondo non interessa agli uomini del potere, però tutti quelli che hanno tentato di bloccarla, quella stalla, a cominciare da Erode,
e a cominciare da tutti gli uomini che si sono succeduti nel corso della storia, hanno bloccato insieme con la chiusura della stalla anche il senso dell'amore che Dio ha per gli uomini, e l'annuncio che doveva essere bloccato però è esploso, è andato in tutto il mondo. Allora noi pensiamo al Natale così, alla vita che rinasce proprio nel solstizio d'inverno, quando le giornate cessano di essere lunghe per il buio e incomincia ad albeggiare veramente la vita. Siamo qui quindi per dire buon Natale a tutti, in una situazione di difficoltà, di precarietà che stiamo vivendo anche noi oggi, se teniamo conto di tutte le nuove norme che regoleranno la vita del nostro Paese di carattere economico, finanziario, a tutte le difficoltà alle quali sono adesso indirizzate le famiglie, quella serie di indicazioni che regoleranno la nostra vita, la renderanno necessariamente più sobria anche contro la nostra volontà. Quindi un buon augurio di tutto, non dimenticando chi ha perso il lavoro, e nella regione sono parecchie famiglie sono quindi in situazioni di grande disagio, se non drammatiche in alcuni casi. Rivolgiamo il nostro pensiero agli anziani, ai malati, ai pensionati, ai ragazzi e ai giovani che in questa prospettiva non vedono molto sereno il loro futuro. Però noi diciamo che veramente vogliamo guardare come l'avvento di ogni nascita al futuro che si avvicina con gioia e con speranza. Quindi un augurio a tutti, buon Natale a tutti. Lo faccio anche ai cristiani di lingua slovena, Vesel Božić, e anche a tutti i friulani, buon Nadal a tutti.